Sono già passati 4 mesi dalle prime notizie riguardanti la presenza di PFAS in quartiere San Michele a Bassano del Grappa. Un tempo lunghissimo senza poter sapere se le acque collinari siano pulite o no. Tutti restano in attesa dei risultati definitivi delle analisi dell'ARPAV. Ad oggi innanzitutto possiamo dire con certezza che ci sono dei dati ETRA già presenti, ma a distanza di 4 mesi mancano ancora i dati ufficiali ARPAV, sicché purtroppo siamo ancora, essendo ancora in attesa di questi dati, siamo momentaneamente fermi. Il timore è che queste sostanze inquinanti e pericolosissime per la salute, come ha dimostrato il caso Miteni a Trissino, possano essere presenti anche nella zona del Brenta. La popolazione ovviamente del quartiere la vive con preoccupazione, con angoscia. Già anche la settimana scorsa è venuta una persona a casa mia a chiedere lumi. Io purtroppo e il consiglio di quartiere purtroppo non può altro che, diremo, da un lato rassicurare le persone, gli abitanti di San Michele, perché posso dire con certezza che le acque acquedottistiche non sono assolutamente coinvolte. Quello che non possiamo dire ancora con certezza è che non ci sia inquinamento da FAS. L'inquinamento, per quanto limitato, sembra ormai un dato acquisito, ma non se ne conoscono le proporzioni. E le situazioni critiche sono due: il percolato della discarica Pascolara, che viene raccolto e inviato a trattamento, e un punto di monitoraggio collinare 300 metri più a valle. Io ho partecipato più volte a questi campionamenti insieme ad ARPAV e ad ETRA, e sembrerebbe appunto che il chimismo trovato nella discarica, nei valori della discarica Pascolara, non c'entri con il chimismo trovato nei valori di questo punto sorgente che è, ricordo, a 300 metri a sud e si trova esattamente in via Morelli. Solo le complesse analisi di laboratorio potranno sciogliere i dubbi sulla salubrità di tutta l'acqua presente a San Michele. Saperne qualcosa 4 mesi dopo sarebbe già un risultato.